Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna in compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Ogni settimana ospiti con noi attori, attrici e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che è stata la loro esperienza e quelli che sono i loro progetti futuri. Da oggi anche in radiovisione, quindi potrete riascoltare e rivedere il podcast ogni volta che volete nel nostro sito unicaradio.it. Marina, io c'ho l'ansia oggi, E perché? Perché lo so, mi dirà, la respirazione, l'hai chiusa, l'hai aperta. Ma dai, Credici. ma no, sarà una chiacchierata fra amici. Beh, sta arrivando. Ciao, Oggi con noi buongiorno. Simeone Latini. Bentrovati. arrivato. Luca, addizione? C'è qualcosa che hai studiato? Perché Ho studiato. ho capito, Ho c'era qualcosa studiato. che non andavi, ti stavo ascoltando da fuori, c'è tipo il respiro. Io ho la voce bassa. Te l'ho Poi un detto po' di io. esercizi che magari, no? Eh, No, tipo non so come respirare, perché sai che il diaframma aiuta in questi casi. certo, se me li Siete dai. contenti di avermi invitato? Sì. Sì. Va bene, dove sono? Qui o lì? Sei lì, Sei lì, Sono sei lì, lì, sei allora lì. sì, lo tengo così. Vabbè, mi chiedo Ben che- arrivato, Ben sì. arrivato. Grazie, yeah. Grazie mille. Sono Io la contento di prima. essere qua. Sei Sì, contento, anche molto. noi molto che tu sia qua. Bene. Ci interessa molto infatti il lavoro che fai. Noi, sai, stiamo facendo questa trasmissione proprio per capire un po' come si muove in Sardegna il mondo degli attori, dei registi, il mondo del cinema. Ok. Tu attore, regista, doppiatore, quindi insomma la figura perfetta per rispondere alle nostre domande. Dai, bene. Direttore però adesso della scuola di arte drammatica, dell'Accademia di arte drammatica. Della scuola d'arte drammatica. Ah, di scuola. Cagliari. Sì, Perfetto. esatto, da un paio di anni. Questa scuola Mhm. è una delle più frequentate. I corsi, io stessa ho provato e non ho trovato posto, Non hai trovato per posto, cui mi eh. sono resa conto che Lo so. è molto frequentata. Sì, E la domanda sì. che ti vorrei fare è Vai. questa: qualunque età, un numero di persone altissimo, ma chi viene da voi, Mhm. cosa si aspetta di trovare? Un lavoro futuro o il piacere di farlo? Cosa c'è dietro a questa frequentazione così Ma assidua? Un po' tutto, anche perché come dicevi le età sono tante e sono persone anche di diversa estrazione che hanno anche esigenze differenti, per cui ci sono i ragazzini che vanno sostanzialmente per i bambini, proprio perché iniziamo dai 5 anni, che sono lì per divertirsi, per avere a che fare con gli altri, per mettersi in gioco, per scoprire loro stessi, no? Tutte queste cose che si dicono e che sono assolutamente vere dei corsi di recitazione che fanno molto bene, quindi consiglio di frequentare, a prescindere dal nostro, ma in Certo, generale. sì. Poi ci sono quelli magari in età intermedia che vorrebbero fare il mestiere. Mi dispiace per loro. No, va bene, è un mestiere difficile, se vuoi fare lo devi fare con grande determinazione, grande anche voglia di imparare, per cui sai quelli che pensano di essere magari arrivati, invece è proprio un lavoro costante nel quale devi metterti in gioco, sì, ma lavorare e studiare molto per poter arrivare a certi livelli, quindi è un lavoro lungo, è complicato, quindi alcuni di questi vogliono fare il mestiere e noi li accogliamo volentieri perché qualche consiglio si può dare e poi naturalmente la formazione la facciamo. E poi ci sono quelli invece di una certa età che fanno parte spesso dei miei corsi, che hanno magari anche 70 anni, come capita nei miei corsi di attori, aspiranti attori avanzati, che sono quelli che sono magari andati in pensione e hanno la necessità di trovare qualcosa da fare che li aiuti a sentirsi vivi e a confrontarsi ancora con gli altri, a non stare a casa davanti alla televisione tutto il tempo. Sono tutte cose che per me sono importanti e infatti mi piace molto questa varietà di età all'interno di uno stesso corso, per cui si va magari dai ragazzini di 12 anni fino ai settantenni. Mi piace molto perché fra loro possono interagire, c'è uno scambio e in più quando metto in scena qualcosa alla fine del corso ho tutte le età. Per cui Esatto, hai tutte le Hai figure, dal tutte le nonno tutte al le figure, nipote. sì, dall'anziano, perché Shakespeare questo prevedeva. Adesso si tende a prendere giovani, invecchiarli, metà la parrucca e tutto, ma io ho attori che hanno già quell'età e possono interpretare i ruoli degli anziani bene e i ruoli dei ragazzini bene, quindi mi piace molto questa varietà. Sì, la poi spingo. è un mondo che permette uno scambio altissimo, cioè anche chi va semplicemente per il piacere di andare, alla fine si Sì. confronta, cresce comunque, ha la possibilità di Sì, esprimersi, cosa che nella realtà molto spesso, diciamo nella vita quotidiana, non No, ti sono succede. d'accordo. Sono d'accordo. I corsi di teatro non devono essere fatti da chi necessariamente farà l'attore. È un modo proprio per trascorrere in maniera meravigliosa con parole straordinarie di altri autori
il proprio tempo e interagendo con persone. Noi siamo un po' chiusi in una specie di bolla, no? Quindi Sì. abbiamo un po' paura di avere a che fare con gli altri o di farli entrare nel nostro mondo. Invece il teatro fa esattamente questo. In più, come dice Favino, come dice Elio Germano, ed è una cosa che io vado dicendo ormai da veramente a decenni, il teatro aiuta a mettersi nei panni degli altri, che è quello il Esattamente. gioco, no? Mettersi nei panni degli altri ti apre la mente perché ti dà la possibilità di essere accogliente, di capire quali sono le necessità della persona che hai davanti e capendo quali sono le sue esigenze ti apri alla possibilità di accoglierlo nel tuo mondo ed è una cosa adesso, soprattutto in Italia, Fondamentale, molto certo. importante. Ok, raccontaci un po' qualche aneddoto, no? Tu hai fatto tanti film, hai fatto tanti lavori. Un aneddoto, qualcosa che ti ha divertito particolarmente durante il lavoro. Ok, beh, ce ne sono tanti in ambiti differenti. Il primo è certamente quando ho iniziato a fare doppiaggio. Io ho fatto doppiaggio per un periodo, tra l'altro a un livello anche bello, perché c'era Cesare Barbetti, la voce di Robert Redford, Ah, che sì, dirigeva sì. il doppiaggio. Io sono andato lì e ho fatto un ruolo fondamentale in Nixon di Oliver Stone. Dicevo una battuta, facevo un giornalista, tipo l'ultimo in fondo alla fila, non si aveva niente, c'era un casino pazzesco e io dicevo una roba tipo mi scusi signor Presidente, che è rimasto, sono stato candidato agli Oscar, non so se sapete, questa interpretazione meravigliosa. E la bellezza del fare doppiaggio, e mi sono confrontato con Luca Ward a lungo Ah, beh. quando lavoravamo assieme a 100 vetrine, perché ridevamo di aver avuto gli stessi trascorsi, per cui entrambi abbiamo iniziato facendo piccole cose nei film a luci rosse. Perché mentre adesso non c'è la necessità di un doppiaggio perché non ci sono storie, c'è la presa diretta che nei film porno, a casa stavano dicendo ma io non so niente, non è possibile. In realtà insomma si sa che i film porno adesso girano in quel modo, cioè c'è il microfono, c'è il boom che riprende le voci in diretta e quindi non c'è più la necessità di un doppiaggio. All'epoca invece c'erano storie meravigliose, tipo l'idraulico che arriva e chiede dov'è il tubo da sistemare e lì inizia il film. E io facevo l'idraulico. Quindi avevano una storia, Una diciamo. storia Beh, pazzesca. avevano una storia che precedeva proprio lo sviluppo E dell'azione, c'era un piccolo racconto. c'era anche in realtà l'azione, per cui C'era ad l'azione. esempio io ho doppiato delle scene, chiamiamole di gruppo per non cadere troppo nel triviale, e in queste scene di gruppo c'erano persone di tutte le età, per cui intorno a un microfono come questo si girava per dare la sensazione del movimento nelle scene di gruppo e davanti a me magari c'era una persona con cui dovevo agire, che era una donna di, non so, 70, 75, e quindi io che avevo 20 e poco più, avevo a che fare con una donna di quell'età che poi mi diceva cose tipo somigli molto a mio figlio, cose meravigliose che erano inquietanti. Io, ah, grazie, sì, va bene, insomma, è una cosa. E nel frattempo magari stavate mangiando pasticcini, bevendo il caffè. Questo sì, perché così. nelle pause è proprio esattamente così, si va fuori e ci si fa i cavoli nostri. Quello è un po' un aspetto strano del doppiaggio, no? Nel senso che il doppiaggio tecnicamente è meraviglioso, però fattivamente toglie molto pathos alle scene, per cui io sono, nonostante sia un doppiatore, sono contro il doppiaggio, diciamo, scriteriato, assoluto, perché mi piace l'idea di sentire Robert De Niro o Joaquin Phoenix che ha studiato 6 mesi quel tipo di sfumatura, quell'accento, quel respiro che nel doppiaggio si perde per quanto bravo possa essere il doppiatore, proprio perché prima magari sono fuori che stanno fumando una canna, poi entrano dentro e fanno quello che devono, tecnicamente bravissimi perché sono fenomenali, però non c'è quella resa, capito? Però adesso c'è sempre più una sensibilità sul sentire e ascoltare i film anche in In lingua lingua originale. originale, Per sì, sì, Sta fortuna cambiando sì. un po' anche in Per Italia. fortuna sì, perché adesso c'è anche la possibilità di avere i sottotitoli sempre, perché tutti Sempre, quanti i certo. canali che abbiamo a disposizione ce li hanno, quindi sì, si sta andando in quella direzione, sono molto contento. Che resti il doppiaggio, perché alcuni ne hanno bisogno, alcuni magari che hanno problemi vari, disabilità, eccetera. Però tendenzialmente consiglio di ascoltare i film in lingua originale. Non solo, ma poi capita spesso che durante la registrazione è capitato magari un momento in cui non si sentisse bene la voce, quindi è indispensabile lì, Certo. può Ma succedere. infatti io ogni è tanto faccio dei indispensabile workshop lì. di doppiaggio perché mi è capitato di autodoppiarmi. Cioè, a me è capitato ad esempio nell'ultimo con Anthony Hopkins, questo Those About to Die che ho fatto, mi sono dovuto andare a doppiare in italiano, perché, scusate, in inglese, Ah, che hai era recitato lingua in italiano? No, no, ho recitato in Hai inglese, recitato però in non era inglese. venuto bene e allora sono dovuto andare a ridoppiarmi. Se non fossi stato capace, avrei fatto un doppiaggio freddo, invece per Invece sei fortuna, avendo riuscito, già le chiaramente. esperienze, sono riuscito a doppiarmi. Quindi è importante conoscere il doppiaggio, poi usarlo con criterio, diciamo, non sempre. Nella nostra rubrica abbiamo parlato spesso della mancanza delle scuole di recitazione cinematografica in Sardegna e come Ok. un po'
un traguardo quasi irraggiungibile, pochi posti spesso. Ci parli un po' della nascita di queste nuove scuole che ci sono, quindi per Sì. presentarle un po' a chi le ricerca. Allora, all'interno della nostra scuola d'arte drammatica c'è anche il corso, ci sono 2 corsi di cinema. Sono importanti perché comunque il cinema in Sardegna è diventato importante, quindi io spero che lo diventi sempre di più. È una location meravigliosa nella quale ci sono tante professionalità importanti, quindi mi piace l'idea che gli attori sardi possano essere coinvolti sempre di più. Devo fare un piccolo appunto perché spesso le produzioni che vengono fuori riservano ruoli molto piccoli agli Marginali. attori sardi, quindi si portano appresso i protagonisti e fanno fare, questo non sempre, però tendenzialmente fanno fare i ruoli secondari agli attori sardi, che va bene, però è un peccato perché ci sono attori validi che potrebbero fare ruoli più importanti, quindi mi piacerebbe questo, che si riservassero dei ruoli importanti agli attori sardi. Avverrà, immagino sia solo una questione di tempo. Nelle scuole sì, noi abbiamo 2 corsi, uno di questi tenuto da Enrico Inserra, protagonista del film di Muccino, ultimo, che spiega tecnicamente come fare a conoscere i casting, cosa proporre ai casting, che tipo di foto fare, che tipo di showreel fare, che tipo di self-tape fare, perché sapete che adesso Sì. la figura del casting director è cambiata. Un tempo si andava a Roma o ovunque, si aveva lo stesso set con una piccola telecamera e lo stesso attore che dava le battute, e quindi tutti gli attori che concorrevano per un ruolo, i papabili cosiddetti, avevano le stesse possibilità. Quindi c'era lo stesso audio, la stessa immagine, lo stesso attore che ti dava le battute. Adesso invece arriva un self-tape a centinaia, per non dire a migliaia, e io purtroppo ho assistito a come i grandi registi come Roland Emmerich, con il quale ho lavorato, come fanno a valutare il self-tape. Come E fanno? come fanno? Si mettono davanti a uno schermo o a un computer, e adesso lo posso far vedere lì. Vedi, Sì. allora, loro si mettono lì davanti, lo dico invece per chi ci ascolta solamente, e fanno scrolling a una velocità che è più o meno di 3 secondi a ok. video. Quindi fanno così. E cosa cercano? Quindi qual è il In punto? quell'attimo tu devi riuscire a Sì. dare il meglio, insomma. In questo senso io consiglio alle persone che stanno facendo questo mestiere di non, ad esempio, preparare showreel infiniti, perché non li guarderà mai nessuno. Non c'è più il tempo, capito? La gente non ha più pazienza, non si mette davanti alla televisione pensando aspetta perché dopo magari migliora. No, loro guardano 2 secondi, 2 secondi, mettiamo 10 secondi, se quella roba lì gli piace bene, se corrisponde all'idea che avevano del personaggio bene, altrimenti vanno avanti. E vanno avanti con velocità, perché sono migliaia. Perché tutti adesso abbiamo un buon telefonino, tutti quanti facciamo self-tape, spariamo questi self-tape online, e la gente se li vede, però fino a un certo punto, capito? Non dedica più quell'attenzione che c'era un tempo. Ma direi che è importantissimo questo, soprattutto per noi sardi che non abbiamo la possibilità di fare il casting dal Hai vivo. ragione, infatti è Perché spesso a importante Roma il ci sono self-tape. i casting dal vivo, noi sardi purtroppo dobbiamo mandare il Dobbiamo mandare il self-tape. self-tape. Quindi No, ma deve essere infatti un self-tape ci, fatto so- bene. ci sono dei lati positivi nel self-tape, quindi non è che lo stia annullando completamente, però va considerato che purtroppo un tempo c'era una situazione differente che ti metteva nelle condizioni di poter rendere diversamente, e poi andavi lì e c'era la tensione, eri fuori in attesa con altri che ti riguardavi e dicevi quello mi somiglia, porca miseria, e quindi eri lì in attesa di entrare dentro e questa cosa ti caricava. Invece adesso sei in pantofole a casa, infatti io consiglio, vestitevi, truccatevi, sistematevi, cioè fate in modo di ricreare quella situazione, perché altrimenti sei nella tua stanzetta del cavolo e il risultato non potrà mai essere come quello che avevi quando eri davanti a Cucchini che ti faceva il provino, capito? Qual era la scena del film? Era Bridget Jones che parlava con Che in lui- camicia da notte. C'era un Sì. film in cui si presentava No, ma solo il c'è- mezzo in busto realtà online- e la parte inferiore Hai ragione. era in camicia da notte In e realtà online pantofole. c'è un tizio che fa una conferenza online importante, giacca e cravatta, e a un certo punto non so cosa succede, si muove ed è in mutande, capito? Perché pensava di aver già finito o di non essere inquadrato. Quindi queste cose sono costanti. Però per me è importante che la forza espressiva di un attore possa avvenire anche in situazioni casalinghe. Quindi trovatevi una bella posizione della camera, seguite con criterio tutto quello che vi viene detto, l'audio deve essere buono, la luce deve essere buona. Telefoni Insomma, orizzontali. devi avere già una orizzontali. competenza tecnica per No, ti mandare. viene dato in realtà, normalmente ti danno le indicazioni su cosa fare, però è importante farle bene per poter concorrere bene, perché altrimenti non lo guardano neanche, sentono che l'audio non va, boom, via. In 2 secondi, 1 secondo proprio. I tempi sono Sì. quelli.
Adesso non vorrei scoraggiare No. nessuno. Sì, no, certo, è giusto, è Però quel sono delle secondo che ti può indicazioni. È quel cambiare un po', anche perché Beh, molti ma è si sempre così. demoralizzano e dicono, ma ho dato il massimo, non è andata bene. Molto spesso capita che il regista avesse magari un'idea diversa Sì, certo, ci del sta. personaggio e quindi lì Ci 2 sta. secondi è Io già consiglio eliminato. comunque di farlo e di farli self-tape, perché ci si mette in gioco, si impara dai propri errori. Quindi va bene anche quando non ti prendono, insomma. Tanto i provini sono così. C'è James Lipton, il direttore dell'Actor Studio di New York, che diceva sempre: gli attori sono quelli che subiscono i maggiori rifiuti nella storia, perché immagina tu di fare un lavoro qualunque, tipo non so, l'impiegato, vai a fare un colloquio per essere assunto, ti viene detto di no, quella roba lì ti pesa, perché dici: perché non mi hanno preso? Inizia a mettere in dubbio la tua capacità, e tu immagina, moltiplica questo per 2 volte alla settimana o 1 volta alla settimana per tutta la vita, perché gli attori hanno questa cosa, Sì, no? sì, sì. Si trovano a dover fronteggiare delle delusioni, e magari tu esci da lì pensando: cazzo, ma sai che sono andato veramente bene? A me capita spessissimo di pensare: oh, lo fa, oppure mi chiama al casting e dice: bello, veramente perfetto quello che hai fatto, ottimo. Poi non ti pigliano e pensi: ma perché? In realtà lì ci sono tante concause, tra queste naturalmente anche quello che in Italia, ma come nel resto del mondo, è un po' un criterio assoluto, cioè le conoscenze, la voglia di lavorare sempre con gli stessi. Purtroppo, sai quando si dice il cinema italiano è fatto sempre dagli stessi e tutti, oh dai come sei critico, in realtà purtroppo spesso è così. I primi ruoli sono dati a un gruppo di attori definito, è molto difficile entrare in quella rosa. Una volta che sei entrato sei sistemato a vita praticamente, perché sono bravi, però secondo me si potrebbe dare spazio ad altri. E invece la voglia di investire ce l'avevano certi produttori di un periodo, mi viene in mente, non so, adesso quelli veramente del passato, che avevano La la voglia di avere curiosità nuovi anche. attori, Sì, anche anche perché la... il pubblico deve avere la possibilità di conoscere in un ruolo, non essere distratto da qualcuno che hai visto fare 200 cose prima, capito? Invece una nuova persona che ti interpreta un ruolo che non hai mai visto, magari lo fa a un certo livello, questo lo possono fare soltanto quelli che hanno coraggio, tipo Tarantino, che chiama Christoph Waltz, o Waltz, se volete dire in inglese, per fare il ruolo del cattivo in Inglourious Basterds, che è un attore fenomenale, che nessuno conosceva, perché aveva fatto teatro e piccoli ruoli, tipo, adesso non vorrei dire, ma mi pare l'ispettore Derrick, cioè delle cagate allucinanti, cagate, insomma, delle cosettine, eppure era grande. Non lo conosceva nessuno. Tarantino, che è uno di quelli con le palle, ha detto sì, vediamolo. L'ha visto, ha detto ok, o lo fa lui oppure non faccio il film. Questa roba qui è una cosa Sì, notevole. devi essere un regista con le palle, appunto, per poter Beh, fare devi delle essere un scelte così. regista con le palle e un produttore che te lo lascia fare. Certo. Perché in alcuni casi... Sì, però Tarantino ha la forza. Beh, Tarantino la forza sicuramente, proprio nel però business per poterlo certo. fare, Ma in commerciale. Sardegna ogni tanto però questa cosa sta succedendo, cioè ogni tanto qualcuno Ogni riesce, tanto, ogni abbastanza tanto raramente, sì. raramente Sai qual però... è, dal mio punto di vista, essendo io sardo, cresciuto in Sardegna, che poi sono partito, però comunque il mio problema nei confronti dei film sardi è che spesso chi fa film in Sardegna, soprattutto quelli che vengono da fuori, si aspettano di trovare persone che corrispondono al cliché del sardo. Ah beh, E questo quindi sì, certo. basso, e già io e Luca siamo fuori, e poi magari scuro Sì, scuro, no, poi ci chiediamo la perché, barba, no, sì. ci siamo fatti anche un'altra domanda, perché se uno ha l'accento romano nel film va sempre bene, mentre se uno ha l'accento esatto, sardo bravo, bravo. ti dicono immediatamente Anche con questo questo- accento mi dispiace, però non puoi andare avanti, no? Sì, benvenuto Perché... nel nostro mondo. Beh, Questo- Sì, ma a me è capitato con Muccino di fare un provino, avevo appena finito un bellissimo corso di dizione e stavo parlando in dizione e lui mi fa: perché stai parlando in dizione? Sei sardo, tira fuori l'accento sardo. E quindi mi ha stravolto la vita. Uno Ho dei detto, "Vabbè, pochi, cazzo". comunque. Ma quelli dipende dalle esigenze del regista, insomma. Esatto, esatto. Però, ma infatti la dizione è questo, Devi essere sostanzialmente. elastico da saper Sì. utilizzare Devi quando saperlo. serve, Quando serve, non infatti serve è uno metterla da strumento parte. che usi lì è un po' un inghippo, perché in realtà se la dizione la usi poco, tipo solo quando serve, è molto forzata. Quindi devi trovare un compromesso, insomma, Certo. ogni tanto la usi, ogni tanto no, devi fregartene del fatto che gli amici ti pigliano per il culo, perché magari ti sentono: buongiorno ragazzi, andiamo a farci una canna, sai, è impossibile, capito? Ti prendono in giro. Poi, questo, Sì, io no. sul poi capisco se uno ha fatto un corso di dizione oppure no. Poi forse, Forse. adesso. Simeone, purtroppo abbiamo terminato il tempo No, a voglio stare qui disposizione. ancora. Allora, ti chiedo un'ultima cosa: Sì. progetti futuri, quelli più importanti, dove ti vedremo e cosa stai facendo? Ok. Ci sono delle cose che non sono ancora uscite, che ho fatto tempo fa, tipo un film. Tra l'altro in uno dei film c'era anche il tuo bravissimo figliolo che recitava, per cui quel film Sì, lì è Diego, ancora in sì. attesa. Però a parte film e cinema, quello che sto facendo adesso è formazione come un pazzo. Sto veramente
anche all'università, visto che Ah. siamo a Unica Radio, sto insegnando anche International Management, insegno comunicazione. E poi scuola d'arte drammatica, la scuola Cabras che sta andando molto bene, quindi formazione in tutti i modi, adesso parto anche all'estero, Moldavia, Romania, e poi sto facendo teatro, adesso riprendiamo con la meravigliosa Lia Careddu, facciamo Il Paese del Vento, e poi c'è il nostro festival che sta per iniziare, adesso tipo un paio di giorni iniziamo, facciamo venire da fuori gruppi con i quali creiamo uno scambio e al Teatro delle Saline mettiamo in scena le performance con questi gruppi. Quindi Quando principalmente inizia il festival? il festival inizia il 15 e va avanti fino al 22 e sarà un Aprile? bellissimo viaggio, marzo. A marzo. Quindi bisogna anche capire, non ve l'ho chiesto, quando è che siamo live, non siamo live, chiedo perché Uscirà a breve. uscirà a breve, breve, sì. allora se esce a breve bene, se no comunque, insomma, sappiate che è stato un bel festival, anche non è ancora iniziato, ma è stato un bellissimo successone. Vabbè. Sì, ne sono E quindi certo. niente, questi Comunque, sono i progetti Teatro delle futuri. Saline dal 15, Al 22 marzo. nome del Il festival? nome del festival, Aspettando Actor Giovane, che è una cosa storica che facciamo da tanti anni. E poi per il resto tutto quello che viene noi lo facciamo, incluse cose audio, perché io lavoro anche molto da casa, mi sono costruito uno studio e lavoro come voce adesso in questo momento sto andando in onda su Canale 5, faccio dei documentari la domenica mattina, credo non li veda nessuno, però. Non Documentari di sottovalutare la animali. potenza di Canale No, 5. si chiama Il Giro del Mondo in 80 isole, 70 isole, non me lo ricordo neanche più, sono dei viaggi in giro per il mondo che... No, ma Vabbè, buona sapersi. questo tipo di trasmissioni vengono seguite. Io ogni Sto tanto scherzando, entro. sono seguitissimi, Perché sì, entro sì. nelle case e trovo la televisione No, accesa lo so, su Canale figurati, 5. no, ma poi mi pagano, che c'è frega. Va bene così. Sono se esce di mattina sono quelle puntate che tu guardi quando hai la febbre, quando hai Sì. l'influenza, Certo, oppure se sei a mentre casa, stai banalmente. pulendo, esatto. Dimenticavo Nunzio Caponio, con il quale stiamo facendo One on One, che è il nostro spettacolo storico, ormai ce lo portiamo appresso da tanti anni, adesso abbiamo appena finito una tournée, ne riniziamo un'altra e con lui mi diverto molto, perché giochiamo in inglese e in italiano con Shakespeare, che è il massimo che un attore possa chiedere, direi. Wow. Benissimo. Grazie Simeone, Grazie. grazie per essere stato qua. Vi aspettiamo tutti i martedì alle 20 su unicaradio.it.